E allora eccoci insieme per l'ultima tranche della nostra trasmissione, come sempre l'angolo dedicato all'approfondimento sulla finanza e sull'economia. Stefano Zara, sempre presente qui con noi, esperto di economia e finanza, grazie. Allora, vediamo un attimo insieme un po' di analizzare la situazione. Recessione tecnica, prima di tutto ABC, che cosa vuol dire? Vuol dire non crescita sostanzialmente. Quando è che viene decretata e da chi? Cioè viene riportata dal Presidente del Consiglio anziché da questo, ma chi è che la decreta? Un organo esterno? Queste sono un po' le domande che ci hanno chiesto anche i nostri telespettatori. È relativo all'andamento del prodotto interno lordo, del PIL, che è fatto da alcune voci che sono l'attività delle imprese, i consumi essenzialmente, le spese della pubblica amministrazione. Quando queste voci rispetto ai trimestri precedenti hanno un andamento negativo per 2 trimestri consecutivi. Quindi 2 trimestri per 2 trimestri consecutivi si parla di recessione. Insomma, noi siamo l'unico paese che poi ha fatto sta figura, insomma, è scivolato col segno meno. In un contesto di crescita moderata la cosa avrebbe un suo senso, sostanzialmente una flessione è capitata a tutti i paesi. E noi che veniamo da una logica di crescita comunque molto contenuta, risicata, molto stentia, sempre e comunque, la nostra cifra stilistica, avere 2 trimestri non rappresenta sostanzialmente una grande variazione. Cioè, è come quello studente che prende sempre 6, quella volta che prende 5,5, ok, è un'insufficienza, ma non è... ecco, dobbiamo pensare e ragionare in maniera diversa. Sostanzialmente noi riusciamo a far decollare la spesa per consumi, ecco, questo continuo bombardamento anche mediatico su un paese che deve ancora capire cosa fare per far ripartire la giostra. Cioè, secondo lei, anche ha detto del bombardamento mediatico, era quello che un po' stavo riflettendo, il fatto anche di mandare certi messaggi non aiuta l'economia, perché anzi spaventa in certo qual modo anche le persone, i consumatori, quindi induce a un trattenersi. Chiunque famiglie, ma a questo punto anche imprese, abbia degli obiettivi di spese importanti, strutturali, ma non sappia in che sostanzialmente contesto li farà, fa un ragionamento da buon padre di famiglia, aspetta, prima di spendere capisco come vanno le cose, poi deciderò. Questo procrastinare gli acquisti, le spese ha generato, ma in maniera molto intuitiva, l'economia non è così complicata, no? Sono ormai alcuni anni che parliamo di finanza comportamentale, cioè quell'atteggiamento che spinge le persone a non investire quando il mercato va male e a disinvestire, anzi quando il mercato va male, e a mettere i soldi quando il mercato va bene. Cioè sostanzialmente fa il contrario di quello che dovrebbe essere fatto secondo una logica di convenienza, ma perché? Perché è guidato da emulazione, da paura di perdere i suoi soldi, tutta una serie di considerazioni che fanno parte di quello che si chiama finanza anche comportamentale. Ecco, ma questa benedetta recessione, che dir si voglia, poi bisogna vedere se sarà conclamata, cosa comporterà o meno, perché vabbè, non è ben definita ancora. Riguarda solo l'Italia oppure sostanzialmente è una questione anche europea? Perché l'Europa si è imbalsamata un pochettino, cioè il mercato Italia è sceso perché posandosi tutto su un discorso di export e non di movimento interno, che non è. La Germania abbiamo visto rallentato, altri paesi d'Europa, poi c'è il discorso Brexit che anche quello ha congelato un po' la situazione. Non può essere un insieme di considerazioni? È un insieme di considerazioni. I mercati finanziari, le borse, la cosa l'avevano già scontata nel mese di dicembre. Il mese di dicembre è stato il mese con i maggiori ribassi dal 2008. No? I maggiori ribassi tutto il 2018 ha visto i maggiori ribassi dal 2008. Il 2008 è l'anno di fallimento di Lehman Brothers. Quindi il 2018 è stato un anno peggiore rispetto al 2008 che ha visto il fallimento della grande banca americana. Quindi i mercati finanziari, per non sapere né leggere né scrivere, hanno messo a fattor comune tutte le variabili, interpretandole nella variante peggiore. Quindi hanno previsto una Brexit dura, con le problematiche relative, un rallentamento che sfiorasse la recessione, noi gli abbiamo confermato in parte, una tensione Cina-America che non vedesse vie di sbocco, almeno nel breve termine. Tutte queste variabili le ha declinate nel loro peggior esito, e questo è stato il mese di dicembre. Il mese di gennaio in parte ha confermato alcune cose, ma ha fatto tirare un sospiro di sollievo su altre, ad esempio Brexit procrastinata,
o comunque non... Beh, fino al 29 marzo. Fino al 29, ma comunque il partito del no deal, quindi nessun accordo, sembra sconfessato. Se ci sarà, quando ci sarà e che sarà una Brexit comunque normata, regolamentata. Nei quali termini? In quali termini dobbiamo ancora capirlo. Bisogna dobbiamo ancora definirlo. La guerra commerciale Cina-America sembra, per ovvie convenienza dei due contendenti, arrivare a una tregua normata, comunque a un accordo che veda lo sviluppo di commercio mondiale ispirato a nuove regole. Il rallentamento europeo è sulla carta, è quello che forse preoccupa meno i mercati finanziari, perché ci convivono da almeno 7-8 anni. Cioè l'Europa cresce per modello economico, per modello di sviluppo, per problematiche soprattutto politiche. Ricordiamoci che il 2018 è stato un anno in cui l'economia andava a vele spiegate. Se i problemi ci sono stati a livello finanziario, ci sono stati perché la politica ha messo i bastoni tra le ruote. Brexit è un fatto politico, sì. L'esplosione dei governi, delle tendenze sovranistiche, populistiche. Ecco, quelle esatto, sovranistiche che sono in qualche modo stanno emergendo. Poi adesso vedremo le elezioni europee. In che modo possono essere con causa di una crisi anche più profonda? Ma diciamo questo è uno sviluppo naturale di una globalizzazione che ha esposto i suoi limiti, ok? Il miglior mondo possibile sembrava 10 anni fa quello in cui l'economia globale andava su a braccetto con governi sovranazionali, non una UE che finalmente fosse un progetto compiuto, dove c'era un fisco comune, una difesa comune, un'economia sempre più integrata. Il tutto questo si è arenato un paio di anni fa e un problema di fondo che ha attraversato in maniera trasversale tutte le economie occidentali, c'è la percezione che la globalizzazione andasse ad ingrassare le tasche di chi stava già bene e che sempre maggiori e più consistenti fossero le parti di popolazione che non beneficiassero di questa, che non hanno beneficiato di questo sviluppo. E quindi questo ha creato scontento e ogni volta questo ha generato negli Stati Uniti la grande novità Trump, in Europa la crescita esponenziale dei movimenti populisti e sovranisti. Quindi è stato scontato, insomma, questa miopia economica è stata scontata. Questo fa parte di un respiro della storia, no? Cioè, ad ogni azione, ad ogni forte fase di sviluppo ci sono delle grandi e grosse controindicazioni che vanno gestite, però gestite per non vanificare. Non esiste una fase della storia dell'uomo in cui ci sia crescita e benessere diffusi come in quella attuale. Però la percezione che abbiamo, è che la cosa non sia così. Insomma, tutto sommato sono fette anche importanti di popolazione che bene non stanno. Sì, però concentrandoci sul nostro orticello, perdiamo assolutamente di vista quello che è capitato negli ultimi anni. Facciamo un esempio, molte volte parliamo di sviluppo, di crescita, parliamo di Cina, no, ma ci dimentichiamo che nel 78, quindi 40 anni fa, il reddito pro capite cinese per il 90% della popolazione era inferiore ai $2 al giorno. Quindi era un paese di estrema povertà. Questi sono dati del Fondo Monetario. Nel 78 i cinesi per il 90% della popolazione vivevano con meno di $2 a testa. Oggi, grazie a una guida, forse del leader politico più illuminato e anche più capace, Xi Jinping, che c'è oggi, oltre il 90% della popolazione ha un reddito molto al di sopra del livello di povertà. 25 anni fa la Cina non primeggiava in nessuna graduatoria, né per ciò che riguarda lo sviluppo scientifico, industriale. Oggi, secondo i programmi, comunque con obiettivi chiari, specifici, ben scadenziati nel tempo, il 2025 è l'anno in cui la Cina supererà gli Stati Uniti in almeno 15 settori ad alta tecnologia. Caspita. Quindi, non è cosa di poco conto. Ovvio che il problema cinese è un problema. Poi la leadership, c'è un professore di Harvard che dice che 15 volte nella storia in cui un'economia egemone viene minacciata da un'economia rivale in maniera così forte, ben 12 volte su 15 si va a un conflitto, ma Xi Jinping ha detto che è chiaro, il suo obiettivo è di arrivare a una crescita armoniosa e concordata tra le due superpotenze. Quindi abbiamo una parte importante del pianeta che sta
andando velocemente a una crescita, ci saranno ovviamente spazi per conflittualità e altro, ma a una crescita concordata, e un'altra parte che invece sta cercando ancora di capire come star dietro. Della Cina si dice che lo sviluppo è stato talmente veloce che non abbiamo avuto nemmeno tempo di sbalordirci. Ecco, una parte del pianeta viaggia a una velocità da vecchi sistemi industriali, cioè non stiamo adeguandoci né per tempi né per modalità né a quello che sta accadendo, insomma. Per quali ragioni? Quindi quali potrebbero essere le strategie da adottare per un eventuale successo, quindi superare queste difficoltà? Quindi la ricetta per crescere, quali potrebbero essere? Diciamo che la scadenza elettorale di primavera è una scadenza importante, perché al di là della crescita economica sulla quale l'economia, l'Europa da sola non ha mezzi né strumenti per agire in maniera autonoma. Su quel tipo di crescita gli interventi devono essere di tipo non solo strutturale, ma insomma di tipo sicuramente concertato. Ogni paese non può risolvere, non siamo delle autonomie autarchiche che vivono di luce propria o che possono intervenire con delle misure efficienti. Ogni paese da solo non può risolvere il problema sostanzialmente, non lo può fare. Chiaro. Tornando un po' al discorso anche di solite domande che fanno le persone, però giustamente vogliono sapere, in un momento come questo, in cui è stata dichiarata la recessione, che cosa fare dei propri risparmi, che cosa aspettarsi, cosa potrebbe succedere? Ma questo... Domandona. No, ma questo... Il fatto che l'economia abbia rallentato in maniera più decisa rispetto alle previsioni di inizio anno, oltre ad aver avuto un effetto immediato e negativo sulla borsa, sposterà in là il momento del rialzo dei tassi in Europa. Quindi avremo ancora per un certo periodo, effetto non Draghi. breve, un effetto Draghi importante, cioè tassi che rimangono bassi, probabilmente necessità di rinfocolare la crescita con manovre ancora espansive in economia monetaria, ma a differenza del 2008-2009 non abbiamo tensioni per il momento nel mercato del credito, quindi le banche possono assolvere quello che è la loro vocazione, che è quella di finanziare le imprese e finanziare le iniziative imprenditoriali. Insomma. Sta poi alla politica mettere a disposizione delle imprese e delle strutture economiche e finanziarie strumenti nuovi e innovativi per sposare nuovi modelli di crescita, ecco, nuovi quelli progetti. che sono stati trovati fino adesso, si parlava dei piani individuali, di risparmi PIR, si sono bloccati dopo un momento di impennata, non sono risultati così appetibili. Sì, perché vivono un po' sono cresciuti molto bene nel 2017-2018 per effetto anche di un andamento positivo di mercati che ne ha spinto il collocamento. Ovvio, a livello di normativa sono un po' cambiati, hanno cercato di diventare qualcosa di più corretto, cioè finanziari veramente anche le imprese non quotate. Questo a livello normativo però è diventato una sorta di ostacolo, perché io che sono un risparmiatore devo capire dove vanno a finire i miei soldi. Sostanzialmente il risparmiatore bisogna un po' scorporare la cosa. Da una parte si parla di strumento e lo strumento deve essere un qualcosa che serve per finanziare imprese, e quindi anche imprese non quotate, imprese che non hanno una storia imprenditoriale alle spalle. Dall'altra devo dare delle garanzie al risparmiatore in modo che questo non perda i suoi soldi. È una contraddizione in termini. Noi non ne veniamo mai fuori su queste cose qua nel nostro paese. No? Ogni volta che facciamo una cosa vogliamo la classica botte piena e la moglie ubriaca. Vogliamo investire in realtà imprenditoriali, ma non vogliamo correre rischi. Non è possibile. Non è possibile. Ci sono dei rischi. Vogliamo un PIR all'italiana in cui il papà Stato protegga con un bell'ombrellone, ma se vado al mare e c'è sole, devo correre, cioè, userò creme solari, i giusti accorgimenti per non farmi del male, idem se, cioè, deve essere sì uno strumento flessibile che abbia quella vocazione. Nel contempo io risparmiatore devo anche capire che se in quel mercato
investo, non posso fare un investimento che non abbia rischi, quindi devo mettere sul piatto della bilancia quello che corro è un rischio, però è un rischio tra virgolette che nel medio e lungo termine molto ammortizzato. Ci parla di 5 anni, parleremo la prossima volta degli LTIF, 7 anni, di altre forme di investimento che ci sono, insomma lasciamo vedere un attimo questa settimana, queste 2 settimane come si matura la situazione. Grazie Stefano Zara di essere stato qui con noi, grazie a voi come sempre di averci seguito, aggiornamento, a presto, ci vediamo domani.